Salve a tutti, sono Gianvito Masi del CREAVE di Turi e vi parlerò delle previsioni vendemmiali della Puglia. Quest'anno a livello climatico l'inizio dell'anno era stato abbastanza mite, tant'è vero che c'era stato un anticipo del germogliamento ed era presente anche una buona fertilità. I problemi sono iniziati da aprile. Pensate che da aprile a giugno sono caduti circa 300-400 mm di pioggia e a Gioia del Colle, ad esempio, nei 3 mesi mediamente ci sono stati 16 giorni in cui pioveva, 6-7 giorni di nebbia e mediamente sono caduti nei 3 mesi 300 mm di pioggia. Relativamente questo chiaramente ha comportato problemi seri per quanto riguarda la peronospora. Per quanto riguarda lo stato sanitario vegetativo, come ho detto, i vigneti condotti in bio hanno subito seri problemi, quelli in integrato sono andati un po' meglio. Le superfici vitate per quanto riguarda la Puglia sono 89.500 ettari di uva da vino, terza dopo la Sicilia con 120.000 e il Veneto con 95.000. Negli ultimi anni si è prodotto circa 13 milioni di quintali d'uva e 10 milioni abbondanti di uva di vino, di ettolitri di vino nell'ultima annata. Per quanto riguarda le perdite, ci sono state perdite del 40-50% per chi ha condotto i terreni in integrato e addirittura del 70-90% per quelli che hanno condotto i vigneti in biologico. L'inizio maturazione, diciamo che hanno iniziato a vendemmiare già gli Chardonnay base spumante e sono pronti anche gli Chardonnay tradizionali, hanno raggiunto i 17-18 gradi Babbo e pH 303. Per il Sauvignon ci vogliono ancora 4-5 giorni e il primitivo è un po' indietro, si trova oggi in piena invaiatura. Relativamente al bio, la Puglia si piazza al secondo posto e la superficie è passata dai 140.000 ettari del 2009 ai 261.000 ettari del 2021. Però la superficie a vite e ad uva da vino riguarda 15.000 ettari, soprattutto nel Foggiano e nel Barese. Gli organismi di controllo sono 13, di cui però 5 controllano l'80% dei produttori. I produttori in bio sono passati da 6.003 del 2009 a 9.380 del 2021. Chiaramente quest'anno la produzione in bio sarà particolarmente risicata per le condizioni ambientali che sono venute a verificare. Salve a tutti.